nostra serata la sfilata di Miss Palio e il Sobiel, durante la quale le più belle Miss del paese, e non solo, di tutte le nostre contrade, si sfideranno per decretare chi sarà la fortunata a ottenere, portare a casa il premio, il titolo più che altro di Miss Palio e il Sobiel. Ora, non so se questa è la prima volta che assistite alla nostra sfilata, ma dovete sapere una cosa importante. A ogni contrada è stato richiesto rigorosamente di scegliere un tema che possono sviluppare come vogliono, può essere un oggetto, un momento specifico della vita di qualche anno fa, insomma è a loro discrezione. Quello che devono fare è entrare qui, sfilare, mentre voi ascolterete la descrizione che mi hanno inviato, e poi farsi dare una votazione da 1 a 5 dai nostri giudici. Ma prima di farlo permettetemi di presentare i graditissimi ospiti di questa sera, perché signori, per la prima volta a presentare, a condurre, direi più che altro, la sfilata non sarò io, ma saranno Federico e Martina di Radio Tausia. Ma prima di farli entrare qui davanti a tutti, permettetemi, come sempre, come ho fatto anche per gli altri ospiti, una breve presentazione. Martina e Chicco di Radio Tausia, emittente digitale attiva dal 2014, e dal 2021 sono la prima e unica radio web commerciale del Friuli Venezia Giulia. Sono un poco i nostri VIP, i VIP della nostra Carnia, di cui dobbiamo andare soltanto orgogliosi. Con il motto La libertà porta innovazione e freschezza nel panorama locale, restando radicata nel territorio. Pensate che in onda 24 ore su 24, una faticaccia, con musica, informazione dirette dalle feste regionali, e tra l'altro è radio ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia al Festival di Sanremo da 4 anni, promuovendo il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, con uno studio mobile nella città ligure. Quindi ora è venuto il momento di portarli qui sul nostro palco. Grazie mille, grazie. No, mi sa che abbiamo esagerato probabilmente con la biografia, no? Poi ho chiesto a ChatGPT. Intanto buonasera a tutti, benvenuti a Paluzza, 39esima edizione del Palio. Abbiamo chiesto a ChatGPT, sai, utilizziamo l'intelligenza artificiale anche per queste cose qui. Abbiamo scritto 20 pagine di biografia, riassumi in modo che non annoi. Vi abbiamo annoiato con la biografia? Sì, ecco. Lui fuori, c'è la security. Allora c'è un piccolo esperimento che vogliamo fare, visto che siamo in diretta in tutto il mondo, giusto Martina? Sì, giustissimo, grazie. Chico, ti sei anche un po' emozionato, diciamolo. Sì, vabbè. Diciamolo, ti sei emozionato, hai sentito queste parole un po' esagerato anche, ma non importa. Allora ragazzi, dato che ci stanno ascoltando in diretta un pochino da tutto il mondo su Radio Tausia, vorrei sentire, anzi vorrei far capire agli ascoltatori che sono rimasti a casa sul divano e non si godranno ad annoiarsi sul divano. Esatto, ad annoiarsi sul divano. Vorrei sentire un grandissimo applauso al mio 3 per farvi capire quanto vi state divertendo. Dai, quanta carica e quanta energia c'è a Paluzza. Pronti col countdown? 1, 2, 3. Non è registrato, sappiatelo. Ricordiamoci che siamo agli effetti. Comunque, possiamo iniziare ufficialmente. Siamo qui per questo. Sì, direi che è venuto il momento di iniziare ufficialmente, ma prima devo ricordare a tutti, non soltanto ai presenti, ma anche a chi ci ascolta da casa, ma anche a noi. Esattamente, un piccolo reminder serve sempre. Allora signori, voi vedrete tutte le nostre 9 contrade, le nostre 9 coppie sfilare una sola volta innanzitutto, per poi ricevere un voto da 1 a 5 dai nostri giudici. Delle 9 coppie, quelle che riceveranno, le 5 che riceveranno la votazione più alta, sfileranno una seconda volta, come per chiedere ai giudici se sono convinti della votazione fatta, giustamente, e sarà anche il momento di metterli un po' alla prova, direi. Per forza, ma no, li mettiamo alla prova praticamente tutta la sera. Sì, giusto, perché poi abbiamo delle cose studiate su misura, abbiamo dovuto anche ripassare un bel po' di cose. C'è una busta che ho portato in una 24 ore, sai quelle con la password, ok? Perché ci sarà una specie di quiz palio, lo dico. Sì, perché bisogna sudarselo questo titolo, quindi dopo aver sfilato una seconda volta si deciderà chi andrà sul podio. Però prima di farli entrare, questi ragazzi che scalpitano, sono già pronti, li vediamo già,
abbiamo bisogno di una cosa importante, direi. Vero ragazzi? Abbiamo bisogno dei nostri giudici. Ah, dobbiamo andare a cercare i giudici quindi. Oh, visto? Tac. 2 minuti detto fatto, meglio di così. Efficientissimi. Quindi signori, i nostri signori giudici si possono posizionare qui davanti dove vi verrà consegnata la fatidica lavagnetta con i gessetti. È al telefono con Cape Canaveral, lui è collegato direttamente con la NASA, eccolo lì. Ma con chi è il telefono, scusa? Ma non era là? È a casa? Signora, un attimino, perché non è venuta? Adesso convinco il bambino a tornare indietro. Ok, beh, Andiamo subito. perfetto, torni indietro, per favore. Bellissima la chiamata così, molto carina. Allora, lavagnette consegnate. Il giudice? Ah sì, è il giudice. Sì, si è portato un aiutante, giustamente. Ci sta. È una scelta molto complicata, quindi. Effettivamente abbiamo preso solo giudici maschi quest'anno. È perché li ha scelti Martina proprio. Abbiamo notato questa cosa, abbiamo scelto solo maschi. È quello che ci ha dato. Dobbiamo fare un mix. No dai, ormai Va li bene, abbiamo la scelti. sorte ha scelto. Magari le femmine sono un po' timide. Ma sì. Quindi sono tirate indietro. Perché alzavano le mani dei mariti, quindi vogliono toglierseli Per il probabilmente. prossimo anno allora Va faremo bene. tutte donne, dai, cercheremo di pareggiare la cosa quest'anno, questo 2025. È alternativo, dai. Ok, signori e signori, allora cosa facciamo entrare la prima Per coppia? forza. Certo, sì. Bene, allora signori e signori, facciamo entrare la prima coppia di questa nostra sfilata, la contrada di Somaville! Elisa Pesamosca e Manuel De Quignis come tema portano gli sciatori in carnia tra gli anni 40 e 50. Lei porta sci di fondo di quegli anni con racchette e scarponi, non manca ovviamente l'abito carnico. Lui porta invece sci di discesa degli anni 40 e 50 con racchette e scarponi. Il suo vestiario è invernale, principalmente fatto di lana. Prima contrada che è un omaggio al Zoncolan e ai campioni olimpici di Somaville, quindi un applauso grandissimo. E anche per loro, prima contrada inaugurate questa, non è un omaggio, tranquilli. Allora, abbiamo una piccola parolina in friulano per vedere quanto siete preparati, ok? Perché buona regola è studiare quello che è il dizionario delle parole carniche e friulane, Esatto. ok? Quindi peschiamo con la manina, puoi andare dentro tu tranquilla, Sì, ecco. senza guardare Perfetto. troppo. E adesso vediamo che cosa hai estratto, sei pronta? Oh, Oh, allora, che cos'è la zinziline? abbiamo esagerato, Ci ha beccato quella che non volevamo tirarsi fuori. Dai, che cos'è? Dai. Zinziline, non lo sapevo nemmeno io. Possiamo dare un indizio magari. Sì. Lo usavano le donne Usavano le donne. per coprirsi il capo, Lo però... usavano le donne, ne hai visto un sacco, dimmi. Non lo so. Non lo sai, ce lo legge Martina. Ecco, che cos'è la zinziline? Allora, sono Complessissimo. le frange del fazzoletto da capo. Ecco, Ok, presente il fazzoletto della nonna? La frangetta. Esatto. Un applauso a questa nuova parola che abbiamo imparato quest'oggi. Ecco, questa rimane praticamente nella storia perché avete beccato la più difficile della lista, però sorteggio casuale. Siamo pronti per i punteggi da quello che mi dicono? Vediamo, potete iniziare a segnare. Ecco, non la vedo convintissima. Ecco, dia un occhio. Che voto gli diamo? Guardi bene. C'è della concentrazione, vediamo, perfetto, ci siamo, ok, ce l'abbiamo tutti? Allora partiamo dal primo, Abbiamo un 5, poi il secondo, un 4, poi il terzo, un bel 3, quarto, un altro 3 e un 4. perfetto, ancora un applauso alla prima contrada di questa sera. Poi i nostri matematici stanno già facendo i super calcoli con i nostri calcolatori. E direi che siamo Prontissimi, sì, siamo pronti pronti per di la così. per la seconda coppia, ragazzi. Quindi, signore e signori, facciamo un grande applauso per la contrada di Clelles!
Giuseppe Pundel ci raccontano, attenzione signori giudici, dell'attrezzatura per la produzione del formaggio. La Fedarie. Lei porta un cesto di formaggi e lui gli attrezzi più vari per la produzione del formaggio, che attenzione, era uno dei alimenti più importanti della cultura carnica italiana. Possiamo assaggiare noi per caso? No, non lo so se vuoi assaggiare. Allora, Matilde, è quella contrada lì? È quella contrada che ha detto no, c'è Chicco, non fatemi parlare. Perché non vuoi parlare quando ci sono io, scusa? Sono timida? Sei timida, ma ha scelto il catalogo e ha detto no, Chicco no, e ha fatto X. Quindi dovremmo parlare con te perché lei fa dei motti, quindi... Però almeno può pescare. Sì, se pesca lei, riesce. almeno se ce la fa col cesto, sorreggo io. Sì, bravo Chicco, Perché il formaggio andava salvato, perfetto, bigliettino. Oh, che cos'è la mede? No, non puoi dire quella parola che hai detto? Non è facile questo. Vai. Stai cercando suggerimenti da dietro? Il fieno. Il fieno, possiamo pseudo accettarlo? Praticamente una volta non avevano l'imballatrice e quindi diciamo raggruppavano il fieno in dei piccoli Cumuli. Definizione esatta, applauso! Applauso, Preparatissimi! Vedi il trucchetto di non voler parlare quando ci sono io? Perfetto! E siamo pronti per i voti, cari miei giurati, potete iniziare a scrivere sulle vostre lavagnette. Bravo! Siamo quasi tutti pronti, vedo delle difficoltà col gesso. 4 il primo giudice, poi 5. abbiamo Un altro 5. addirittura quarto giudice 5 addirittura, è quasi all in. Ancora un applauso alla seconda contrada di questa sera, mi raccomando col formaggio, poi Fateci magari assaggiare dopo, una fettina si potrebbe poi alla fine, mentre guardiamo i fuochi si può fare. Possiamo andare avanti? Siamo quindi pronti per chiamare qui sulla nostra pedana, sul nostro piccolo palco, la terza contrada. Signore e signori, un grande applauso alla contrada di Place! Alessia De Crignis insieme a Luca Craigo e i loro figlioletti Daniele e Francesco Vittoria portano con la Breil, Stamp e la Mestle un tema a noi molto caro, ovvero quello del chiascione. Le prime fonti li vogliono risalenti al XIV secolo. La leggenda parla di un folletto pentito che dona ad una madre acqua, farina e erbe, gli ingredienti base per i chiascions. Tramandati di generazione in generazione, ogni paese, anzi ogni famiglia custodisce una ricetta diversa. Scolati dall'acqua e conditi con onte, spoglie e squete fumate, erano per eccellenza la pietanza delle grandi feste e ricorrenze. E stiamo vedendo la produzione proprio dal vivo, La spritz, Che bello. Guarda, ne facciamo uno, ecco. che amanti. Che bello vedere le nuove generazioni che sanno fare i tiers. Guarda, poi lo mostriamo anche in favore di camera. Guarda che bella produzione. Cioè, praticamente possiamo mangiare il formaggio, abbiamo i tiers, cioè stasera è fatta. Stasera abbiamo la cena pronta. Ecco, facciamo vedere al pubblico i tiers che avete prodotto qua, ecco, possiamo mostrarli. Fateli vedere al pubblico, l'applauso ai tiers. E anche per loro abbiamo il quiz palio, quindi anche loro dovranno sorteggiare quella che è diciamo il bigliettino con una parola. Siete pronti per la parola? Chi Grande difficoltà. sorteggia? La Chi vuole più piccola, sorteggiare? la più piccolina. Dai, fai sorteggiare, ecco. Vediamo. Ah, vero, c'è la soluzione. Allora, che cos'è il marangon? il falegname. Applauso! Questa era una di quelle facili, ma naturalmente il sorteggio è casuale, quindi Però non si sa mai. zinziline che non so da dove l'abbiamo trovato. Allora i nostri giudici possono segnare i voti, ecco, li abbiamo segnati tutti. Il primo voto abbiamo un 5, secondo Un altro voto 5. 5, terzo voto 5, Cinque. quarto voto 5,
Quinto voto, 5 signori! E più di così non si può. Super applauso qui, che bello. Che Soprattutto bello. quando ci sono i bambini che rappresentano una cosa così tradizionale qui in bello. Carni, è stato davvero molto bello. La prossima volta che vi serviranno dei tiers al volo, so chi chiamare, arrivano col carretto a portata di mano. Ci sta questa cosa. Siamo pronti per la prossima contrada. Signore e signori, facciamo un grande applauso alla prossima contrada, ovvero quella di Inchiaroi! Elisabetta Tarussio e Daniele Tarussio ci raccontano di L'Indien d'un Viaggio, quando la vita rallentava, solo il focolare acceso riscaldava dal freddo e i metri di neve che cadevano rendevano difficile raggiungere stalle a fondovalle per recuperare beni e scorte di prima necessità. Lei, con abiti lunghi e pesanti, porta rampons di ferro legati alle suole delle scarpe per non scivolare e un feral per fare luce. Nel J c'è un condil per il latte da vendere e per acquistare zucchero, caffè, farina di polenta e qualche filo. Lui invece sale nel bosco sopra il paese per raccogliere la legna. Con abiti lunghi, scarponi in schiena, ha una grebie carica di legna tagliata col manarin. Porta anche lui un feral e un paio di sci di legno per facilitare il ritorno. Posso dire una cosa? Ho caldo per loro un pochino. È di buon auspicio lo sci d'estate? Beh sì, Quanta neve viene il prossimo anno? speriamo tanto. Speriamo tanta e quindi vediamo adesso se questo buon auspicio per la neve vi porta bene anche per il quiz palio. Ecco, perfetto. Ok, puoi fare tu Martina la domanda, sai? Sì, certo. Ce la facciamo, prendo io questo, perfetto, vai. Allora, qui abbiamo che cos'è Bride. Chi vuole rispondere? La diga. La cascata. Bride è uguale cascata? La cascata? In Paolo Arena sì. Ah, perché ci sono 90.000. Ah, beh, allora. Beh. Chi litiga con Google adesso? Allora, 50-50, perché che cos'è? È un prato coltivato chiuso da un recinto. È giusto, pubblico, che vi vedo abbastanza preparati? Sì, no, ma boh. Ci sono poi, è la cosa bella del Carnico, che ci sono 97.000 termini, quindi magari per il prossimo anno mettiamo anche tutte le variabili, comunque quasi bravi, al 50%. Grazie. Quando vedrai una bride, saprai fare la come capisci qual è una e qual è l'altra? Perché la vostra è un prato con un recinto. Pensa tu, 2 chilometri di distanza cambia il mondo praticamente. Allora i giudici, da quello che vedo, hanno votato, quindi il primo giudice. 4. Abbiamo poi un 4, abbiamo un 5 Un altro 4. e chiudiamo con un 4. Ancora un applauso alla contrada di Inchiaroi. Signore e signori, la prossima contrada si presenterà in maniera un poco particolare, Davvero? ragazzi. Ah, è quella. È quella. Sono pronti per entrare, quindi signore e signori, un grande applauso per la contrada di Liusciule Tause. La contrada di Liusciule Tausie nel Palio 2025 vuole narrare una leggenda che mai morirà, un racconto che al paese darà poesia e calore, dove tra il focolare e il popolo trova amore. In serate fredde, tra il vento e la tempesta, si raccontano storie, ogni favola una festa, leggenda su leggenda che il tempo ha custodito e nei cuori degli uomini il ricordo ha fiorito. Nel sodalizio tra il fuoco e una primavera fiorita, un amore inconsapevole così è sbocciato in vita. Lui, emigrante lontano dal suo caro Ligossullo, vende spezie in Germania, lontano dal suo cielo. Lei, giovane e timida, coi segni nel cuore, aspettava tra i vicoli il suo amore. Un amore platonico che viveva in segreto tra le piazze affollate, ogni passo un mistero.
Un giorno lui torna dopo un inverno amaro e in piazza la vede, nel volto un sogno chiaro. Si salutano con garbo, si abbracciano e si guardano. Lei arrossisce, lui curioso le parla e le propone. Vuoi spezie per cucinare qualcosa di speciale? Ma lei, con pochi spiccioli, non ha nulla da pagare. Lui capisce l'errore, ma senza farne un dramma, risponde con stupore e lei, come una dama, lo invita a cena con le spezie rimaste e pur se costose non sarebbero mai sprecate. La notte arriva, lui si siede con eleganza, curioso e affamato, pronto a gustare la danza di un piatto che mai avrebbe dimenticato, un piatto decorato con erbe, fiori e un tocco inaspettato. Lui la guarda, poi esclama con forza e ardore, "Schön", che in tedesco significa bello. Lei pronta e veloce non si fa cogliere impreparata. "Sì, chiaro", risponde con dolcezza incantata, che in dialetto vuol dire caro, un gesto di passione. E in quel momento nasce la connessione. Così nasce il piachon, dal cuore e dalla mente un piatto d'amore tra le mani sapienti. Tra gli ingredienti cari e dal sapore profondo diventa un simbolo di amore che va oltre il mondo e che nei cuori di tutti sempre va al tramando di generazione in generazione. È praticamente un podcast questo qui. Bellissimo però, Eccoli qui, anche per loro con i Tershons, anche per loro manina che va dentro il nostro sacchetto per estrarre quella che è la parola da indovinare. Vediamo. Ecco qua. Allora, non ci vedo. Che cosa vuol dire immatulit? Nomadurat. Cosa? Fermo? Fermo, che tradotto potrebbe anche essere impalato, quindi effettivamente immatulit può essere impalato, quindi gliela diamo buona al 60%. Dai, l'applauso alla parola indovinata. E adesso ci sono i nostri giudici pronti per farci vedere quelli che sono i voti. Partiamo con il primo. Un bel 4, Abbiamo poi 4. un altro 4, un altro 4, un altro 4 e un altro 4. Sono 5 e 4 per la contrada di Liusciule Tausie. Grazie. Ecco. È veramente d'epoca la... Sì. Dopo questa poesia molto scritta comunque con tanto amore abbiamo visto questa contrada. Sarà disponibile su Spotify come podcast probabilmente. Siamo pronti per la prossima contrade. Signore e signori, un grande applauso per la sesta contrada di questa sfilata, la contrada di Riu! Emma Di Ronco e Amedeo Zozzoli ci portano come tema la polenta, una pietanza fondamentale nella tradizione culinaria carnica. Cotta nello spolet con un paiolo di rame detto chialberuc, parte degli alimenti contenuti nella ciaccole e spesso accompagnata da fricco e tocchi in braide. Lei, con abiti tipici del mondo contadino, porta in mano il chialberuc, con all'interno farina di polenta e delle pannocchie dalle quali ricava la farina. Lui, vestito con abiti tipici del mondo contadino, in mano tiene il meshtul per girare la polenta durante la cottura e il taulir dove adagiare la polenta una volta cotta. Nel jay porta la ciaccola con polenta e ciuc, il formaggio, per rifocillarsi dopo la pienagione. È vero? È buono il vino? È buono il vino? Sono qui. Ciao. No, perché volevo vedere se effettivamente era vino confermato. Si può assaggiare? Se voi si può assaggiare al volo velocissimo per vedere se effettivamente è vino. Ovviamente che avete messo acqua. Mi piace il tuttice. Poco, è solo un assaggio da sommelier. Vediamo. È vino, signori, è vino. Grazie. È una piccola tecnica, segnatela, per bere a scrocco. Okay. Scusate. A scrocco stiamo facendo Sì. questa sera, Anche loro possono venire qua davanti e abbiamo la parolina da indovinare. Ah sì, non è corruzione che mi hanno dato da bere adesso, parola facile,
Sappiate? Andiamo con il nostro cestino. Pronti, prontissimi. Abbiamo la parola da... doppio, destro o sinistro? Destra tua o destra mia? Destra tua, questo, perfetto. Allora, vediamo. Che cos'è il Vignarul? Dai, non è difficile questo. Vignarul. Puntale. Il puntale finisce sempre con ale comunque, non vale. Hanno suggerito ma ha capito Quello per male. cucire, ma devi darmi il termine tecnico. Sì. Che gli aghi, no, I due aghi per fare avanti. no. Il puntale? Non si chiama puntale, ha un altro nome. Dove lo metti? Ditale, dai, gliela diamo quasi buona. Ditale, così non ti puoi. Scuola si copia sempre. Bravo, non imparate da lui. Allora, siamo pronti con i nostri giudici. Vediamo il primo voto. 4. Secondo voto 5. abbiamo il terzo voto 5. Quarto voto 4 e un altro 4. Ancora un applauso alla contrada numero 6. Siamo ora pronti per portare qui sul nostro palco anche la prossima contrada, quindi signore e signori un grande applauso alla contrada di Pardaur! Giulia Molinari e i suoi bimbi, tra cui Andrea De Cilia e Iris Belizzotti, ci racconta di un tema molto particolare ma molto presente nella nostra famiglia. Una madre vedova provvede da sola i suoi figli al bestiame e alla casa. La madre porta sulla schiena Jay con il fieno e in braccio la figlia minore. La figlia più grande porta il secchio del latte appena nato. Gli oggetti portati sono la sella da latte, il secchio per mungere, il vagan, il bidone per il latte, il Jay col feng, la gerla col fieno, il cestin con mouche e fons, uova delle loro galline e funghi raccolti nel tragitto, e il rischiere, il rastrello per il fieno. Si è persa, devo recuperarla. Vieni con il gruppo. Come mai sei rimasta indietro? Ti andava di farlo? Mi È piaceva bella la sensazione di stare lì davanti alle persone. giusto? si è goduta quell'attimino di popolarità, Sì, dai, lo ci sta. sappiamo già il suo futuro da modella. Le beh. piace già e quindi Molti hanno iniziato un da qui. applauso, un applauso. Lo vediamo Allora- sulle migliori riviste e questo è confermato. Siamo pronti con un'altra parola, chi vuole estrarre? La Vediamo. più piccolina. La più piccolina, metti la manino qua dentro. Ecco, vai dentro, prendi un bigliettino, non il fungo, il bigliettino. Prendi uno dei bigliettini. Ok, l'ha preso. Questo qui. Perfetto. Allora, che cos'è la zizile? Io ho fatto. Che cos'è la zizile? Boh. Che cos'è la. No, non può parlare. Che cos'è la zizile? No comment. Zizile, dai. O zizile. Sisile. Ma il pubblico è Ve l'hanno insegnato i vostri genitori. Allora impariamo, amici e amiche, un nuovo termine. Zizile è rondine. La rondine. Adesso ho imparato un termine nuovo. Devi insegnarlo alle bimbe, mi raccomando. Sei obbligata. Sì, adesso sì. Allora, pronti con i nostri giudici? Abbiamo il primo. Abbiamo un bel 5, poi 5 più. che è 5. Abbiamo un terzo 5, poi 5 più, ok? E abbiamo ancora un 5. Che bello, ancora un grande applauso. Un tema super importante e fondamentale anche da conoscere al giorno d'oggi, Certo. perché purtroppo in passato era così. Detto questo, signori, siamo pronti per accogliere anche la prossima, L'ottava. la penultima, no? Sì. La penultima contrada. Quindi, signore e signori, un applauso alla contrada di Vile! Ilenia Kraigero e Luca Solari ci raccontano di un viaggio tra passato e presente. Quello del Bush Kadure ci
certamente un mestiere antico, ci racconta lui, è faticoso. Il boscaiolo carnico conosce tutti gli alberi che crescono nei nostri boschi. Luca, con l'aiuto del Seon e le Foradories, con le sue mani robuste e il cuore incatenato alle sue montagne, custodisce e tramanda i segreti della tradizione carnica, mentre lei, la nostra Miss, tra le infinite attività che le donne carniche svolgevano, ci racconta, c'era anche la realizzazione degli scarpez. Ancora oggi nelle vallate carniche questo antico mestiere è tramandato con orgoglio. Ilenia porta, signori giudici attenzione, gli abiti originali della bisnonna. Il Vignarul, il Stamp e il Puntarul par contai scarpez. Guarda che bello. Allora ho una piccola richiesta. Ho gli scarpezzi a casa che mi stanno larghi. Che cosa devo fare? Portali e tira giù. Perfetto, allora se qualcuno ha bisogno ci uniamo tutti assieme. E un'altra domanda che volevo fare a te: che tipo di miscela usi per farla andare? A muscoli. Ok, va a braccia quindi, perfetto. Allora, pronti con l'estrazione? Ecco, vai. Vediamo, abbiamo, quante ce ne sono? Una sola, perfetto. Che cosa vuol dire pedoli? Un tirchio. Indovinata secca proprio, va di moda, bellissimo, brava questa contrada. E siamo pronti per i voti attesissimi. Il primo giudice 4. Abbiamo poi 4. abbiamo un 5 e un altro 4. Non male, dai, ci sta, dai, grazie di essere stati con noi. E siamo arrivati all'ultima contrada. Sì, ormai siamo arrivati agli sgoccioli, quindi signore e signori, un applauso per ultima contrada, la contrada di Sudri! Siria Mauro e Matteo De Chance ci raccontano di uno squarcio di vita di una giovane. Il Sobiel, quando non va a fare legno nel bosco, va a sciare sullo Zoncolano con sci fatti da lui nella sua bottega di Marangon, che tra l'altro ci raccontano anche un po' di sud, giusto? Che è proprio la loro caratteristica peculiare. Mentre lei, la Miss, si occupa della casa e degli animali, porta une d'aspe per creare le matasse di lana con cui realizza i calzini del Sobiel. Guarda che belli, ancora un applauso a questa contrada, quella di Sudri. Eccoli qua, pronti anche loro per... Secondo te la sai? No. Così proprio, tu la sai? No, ma proprio partite... è ottimo essere... negativi, sono molto negativi. Ma essere negativi a volte ti porta quel po' di felicità se adesso la indovinano, quindi Dai. pronti a pescare? Ecco, abbiamo il cartellino. Puoi farla tu l'ultima, Martina. Sto incastrando. Tutte ce la facciamo? Perfetto. Ok, non incastriamoci tra di noi perché sennò. Allora, Abbiamo Chiaule. che cos'è la tiaule? Ok, lui ride, quindi la sa. Vedi, erano sinceri prima. Dai, la tiaule, che cosa può essere? È difficile È questa. difficile, effettivamente. L'abbiamo fatta anche tra di noi e non Sì. la sapevamo proprio. No, perché Solo dare una nella definizione. studiare. Quindi definizione da vocabolario. È un avvallamento del terreno. Ok, la tiaule quindi. Esatto, io pensavo fosse proprio un luogo, invece era un avvallamento del terreno. Tutti Magari gli un avvallamenti posto sono potrebbe chiave. anche chiamarsi così, però avete imparato che cos'è la tiaule, amici e amiche che venite magari da lontano, e va bene così. Hai imparato qualcosa di nuovo, confermi? Sì, beh, Siamo stati utili? molto. Quasi come la scuola? Di più. Di più addirittura, ci danno questa responsabilità. Allora, pronti con i giudici? Il primo giudice abbiamo un 4. Terzo giudice 4. Abbiamo 5-4 per l'ultima contrada di questa sera, gli amici e le amiche di Sudri. Che ricordiamo era il nostro intimo. Bene, arrivati a questo punto direi che possiamo lasciare qualche tempo per la nostra, Sì. i nostri collaboratori per fare i conti. C'è un giusto? computer sincronizzato con il CERN di Ginevra che sta facendo dei calcoli incredibili. È il primo computer quantico del Paleodesteriogene, è proprio incredibile. Intanto ricordiamo quelli che sono i premi che aspettano che Certo. arrivano sul podio. Quindi il terzo e il secondo posto riceveranno, a parte i fiori del nostro Oscar, riceveranno 2 buoni ciascuno per una
Spesa da Ballerina, il negozio di abbigliamento che si trova qui sulla via Roma. Che è bello illuminato, ci siamo passati prima. Tra l'altro è gestito dalla più giovane commerciante di Paluzza, Jenny Primus, che io ricordo sempre. E possiamo fare un applauso ai giovani commercianti di Paluzza. E soprattutto diciamo che è un po' l'incubo di tutti i ragazzi della Carnia che devono portare le loro ragazze a fare shopping da lei. Ci Ormai vuole lo quel sappiamo. minimo di sopportazione. Mentre il primo premio, oltre sempre ovviamente ai fiori di Oscar De Franceschi, avrà la possibilità di offrire ai due vincitori una cena o pranzo presso Pierute a Illeggio. La nostra Paola Maierone, la nostra concittadina, è originaria di Paluzza, ma ha aperto uno dei ristoranti più famosi, insomma, della zona, proprio a Illeggio, frazione di Tolmezzo. Il piano terra ospita un alimentari, mentre i piani superiori un ristorante di certa fama. Di alta qualità. Sì, Posso dire che ho ancora più fame di prima, porca miseria. Ma dopo Ogni volta. adesso ci stanno preparando tutte le loro fragranze che hanno portato, insomma, abbiamo visto i funghi, i chiarchons. Sì, c'è di il tutto formaggio. praticamente. Noi quando poi usciamo, andiamo dietro le quinte, ci mangiamo tutto qua. E se non ce li danno, beh, li convinciamo in qualche modo. Nel frattempo quello che vedete qua è proprio il nostro supercomputer quantistico che sta facendo i calcoli, il calcolo che potrebbe essere 4 più 4, più 2 più 5 più 6. Vediamo, c'è un po' di... Dico, poi se lo fai tu, mi Sì. hai detto prima che non sei molto bravo a fare i calcoli. No, per fortuna non mi hanno dato... Se la cavano loro con i calcoli, secondo te? Ma secondo me no, ma dopo non si sa. Non si sa, anche perché la cosa carina è che non vedo delle calcolatrici, quindi... Fotografo, ciao. Mi serve una foto per Facebook? Grazie. Allora, Puoi secondo cambiare voi... la foto profilo adesso? Sì, posso cambiare, stanno facendo bene i calcoli. Lo spera, no? Vedete proprio, percepite un po' di calore che arriva da là, perché hanno tutti gli occhi puntati, stanno sommando, hanno una specie di abaco mentale, stanno muovendo, diciamo, le perline per fare i conti e vediamo se arriva. Secondo lei, ecco, secondo lei arriviamo a un dunque? Dicendo che tu sei molto bravo. Ah, così proprio. Vabbè, quanto le devo? No. Grazie. Allora, ce l'abbiamo? No, perché potevo andare avanti altri 20 minuti. Se volevi, però se abbiamo un risultato va bene. No, Grazie. i risultati sono arrivati, quindi è venuto il momento di chiamare in ordine Sì. le nostre 5 contrade che hanno ricevuto le votazioni più alte. Ma Bene. prima di chiamarle una a una, Certo. io direi che possiamo annunciare alla nostra platea chi sono queste 5 contrade. Certo. Che dite? Sì, devi farlo tu però, è scritto lì, io non posso immaginarlo. Quindi, signori e signori, le 5 contrade che hanno ricevuto più punteggi sono in ordine di apparizione. La contrada di Cleules, Place, Riu, Pardaur e Vile, Ancora un grande applauso a queste 5 contrade. che quindi ora sono pronte sì. per ripresentarsi. Sicuramente adesso ci sarà un tram tram là dietro, Sì, ma perché si a spostano. questo punto dobbiamo chiamare la contrada di Cleules per ripresentarsi qui davanti a noi. Che dite? Ce l'abbiamo gli amici di Cleules? Li abbiamo gli amici di Cleules? Non è che sono già pronti? scappati a Cleules? Forse Ce non se l'abbiamo. l'aspettavano. No, eccoli, Eccoli qua. eccoli! Un applauso per Cleules! Ricordiamo alla nostra gentile giuria che il tema che portano questi due baldi giovani è quello del ciuccio, il formaggio. Che bontà! Che cosa c'è? Io vorrei far assaggiare ai giudici il nostro delizioso formaggio. Non lo so se è corruzione È questa. corruzione? È corruzione. Non so, devi decidere tu. Ok, ce lo fa assaggiare a noi. Facciamo noi portavoci e guardate le facce, perfetto. Ok, 2 fettine, grazie. Bellissima questa cosa. Adesso vediamo come lo tagliano, Non tanto grande. Vediamo. Non tanto. Va bene. Abbiamo il coltello adatto. Va bene. Facciamo come vuoi tu. Fettina piccola, puoi dividerla anche a metà, così facciamo solo l'assaggio, perché poi ci troviamo nel backstage. Perfetto. La spezziamo. Ottimo. Assaggio. Sentiamo il rumore del formaggio. Si sente?
Posso dire? È buono. Poi ci troviamo dietro, mi dai proprio una forma intera. Pronti i nostri giudici con la votazione? Io nel frattempo finisco di mangiare il formaggio. Martina, parla tu. Sì, forse non dovevamo mangiarlo, però va benissimo. Andiamo con la prima votazione. 5, 4, 5, 5 e 4. Un applauso alla contrada numero 2 che mi stanno facendo strozzare. Abbiamo dell'acqua? Abbiamo messo i nostri speaker fuori gioco, mi sa, quindi mentre loro cercano disperatamente dell'acqua, tocca a me, a Martina. Dai, andiamo con la prossima, noi abbiamo fatto fuori finalmente. Ora è venuto il momento di Abbiamo chiamare la seconda contrada vincitrice, la prima manche, quindi signori e signori un grande applauso per la contrada di Place! Ricordiamo alla gentile giuria che il tema portato dai nostri ragazzi è quello del quiachon, un piatto nostro tradizionale, direi il piatto forte della nostra tradizione culinaria. Questi bravi ragazzi ci hanno fatto proprio vedere con le loro mani come si realizzava. ed è stato molto bello per tutti quanti, anche per le persone che magari non sono di qui, e hanno potuto vedere con i loro occhi come si producono i quiachons. Quindi dalla produzione del pastum abbiamo poi l'impasto e tutto il resto, insomma, e fino al prodotto finito che è qui. Io vorrei assaggiare un quiachon, però purtroppo crudo non lo faccio, magari poi ci sentiamo, lo cuciniamo e organizziamo la cosa. Pronti i nostri giudici per la votazione? Primo giudice 5, secondo giudice 5, terzo giudice 5, quarto giudice 4, ultimo giudice. un bel 5. Ecco, grande applauso. Grazie ragazzi. Signore e signori, facciamo ora entrare sul nostro palco la terza contrada vincitrice della prima manche. Un grande applauso per Ryu! Quest'anno parliamo tanto di piatti tipici della nostra tradizione. Per fortuna. Sì, quest'anno veramente le nostre coppie sono state proprio brave, perché signori giudici vi hanno finalmente raccontato quella che era la nostra Per forza. Questa coppia ci racconta della polente, uno di quei piatti che insieme al ciuccia e ai quiachons andavano un po' con la ciacca. Per forza, bisogna saperla far bene, mi raccomando. Tu la sai fare la polente proprio? Certamente. Certamente, il vino poi non ne riparliamo, molto buono. La polenta bisogna sempre bere il vino. Sì, non adesso, magari ci troviamo dopo. Non adesso, no, tranquillo. Non devi farmi ubriacare e mangiare stasera. Allora, i giudici sono pronti. Con le votazioni abbiamo un 4, Un altro 4, un altro 4 4, e un altro 4. Sono 5-4. Ancora un applauso ai nostri distributori ufficiali di vino, la contrada di Ryu. Siamo arrivati quasi alla fine di questa seconda penultima? manche. Penultimi. Ragazzi, signori, tutti quanti qui presenti, siamo pronti per accogliere una mamma coraggiosa, direi, vero? Sì. Quindi la contrada di Pardaur. Pardaur. Un grande applauso. Questa nostra contrada ci ha parlato della dedogazione, un tema molto impegnativo. Delicato, ma è giusto raccontarlo. Assolutamente. Poi la cosa bella è che comunque è una famiglia unita, li vedi proprio. Che poi io vorrei essere così, adesso, mettermi lì, farmi sta dormendo per davvero.
chissà quale sogno starà passando, e poi magari fra... No, lei vieni con noi, torna con noi. Certo che a livello di coordinazione non ci siamo, cioè prima la lasciava là, l'altra, cioè, è un po' un caos, però va bene, dai, l'importante è partire e tornare assieme, il percorso è un po' così. Abbiamo pronti i nostri giudici, il primo un 5, Un altro 5. abbiamo un altro 5, un altro 5 e un altro 5, abbiamo un all-in di 5 per questa bellissima contrada. Mi raccomando, segui il gruppo. E siamo pronti per l'ultima. Già, siamo pronti per chiamare qui sul nostro palco l'ultima contrada vincitrice della prima manche. Signori, un grande applauso per Ville! See tonight, it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break, and to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud, and things don't look up when you're going down. Know your arms reaching out. La nostra contrada ci ha parlato di un viaggio tra il passato e il presente. Lui il nostro boscadore, lei mentre è pronta per fare i scarpezzi. Quindi magari lui può tagliare un alberello e crei un tavolo, lei ha il ditale pronto con lo scarpete, va lì, fa le riparazioni, cioè è tu siete un'azienda familiare. Un'impresa ai tempi moderni, ai tempi passati. Mi raccomando la partita IVA, perché sennò sai che in Italia succedono cose strane. Allora, pronti con l'ultima votazione per questa contrada, abbiamo i nostri giudici, vediamo il primo, un 4, Un altro 4. abbiamo poi un 5 4. e chiudiamo con un 4, ancora un grande applauso all'ultima contrada di questa seconda manche. Io ora ragazzi mi ritiro sotto il gazebo, lascio il nostro pubblico a voi. Stiamo riaccendendo quello che è il nostro computer collegato direttamente dal CERN e io nel frattempo vado in giro a disturbare delle persone. Tanto ormai lo Lei vuole dire sappiamo. qualcosa? Cosa hai fatto al ginocchio? Ah, scusate, allora facciamo vedere questa cosa. Ho un cerotto sul ginocchio. Forse non so se Ok. vogliono saperlo. Praticamente, dove abito io c'è una scalinata, no? E potremmo aggiungere la parola cialop, sono io. Pioveva. Ciao! Ciao, poi in traduzione, sono sceso per andare a casa, pioveva, ok? E ho sentito la caviglia che stava per... ok? Quindi per evitare di distruggermi la caviglia mi sono buttato in avanti, ok? Ho un segnetto anche di qua, ma sto bene, grazie, così almeno anche la mamma che è da qualche parte è tranquilla perché sto bene. Anche perché Chicco, diciamolo che ti sei molto arrabbiato con me perché io ho riso. Sì, ma tu ridi sempre. Ma lui si è arrabbiato davvero molto, cioè io vedo una scena del genere. Mi preoccupa un'altra cosa, perché stava sbadigliando? La sto annoiando? Quasi addirittura. Un applauso alla signora che si sta quasi annoiando, non è al 100%. Vediamo, poi fateci un piccolo cenno quando ci sarà il nostro mega voto finale. Ciao Gina. Vediamo, abbiamo un piccolo, ecco, sei contenta di essere qui? Ha leccato il microfono, mi sembra un sì. Vedo comunque che Matilde è tornata, quindi credo che diciamo i nostri mega computer del nostro server centrale collegato col CERN e anche con Kid Canaveral dalla NASA, abbiamo un risultato? Eh sì. Ok. Abbiamo il nostro risultato, signori, siamo pronti per chiamare qui davanti a tutto il nostro pubblico i vincitori della sfilata Miss Palio Sobiel 2025. Il nostro podio verrà annunciato ovviamente da tutti noi tre insieme, direi. Certo, Ragazzi, cosa dite? partiamo dal 3 e poi saliamo, giusto? Perché questa cosa non l'abbiamo concordata prima, però va bene. Giustamente. Giustamente. Partiamo dal terzo classificato. Ok. Signori e signori, vince il terzo posto della sfilata Miss Palio El Sobiel 2025 la contrada di Clemless! con Gaia Puntel e Giuseppe Puntel. Ora aspettiamo le nostre veline ovviamente con fiori e premiazioni e premi. Abbiamo le veline, davvero? Tecnicamente ne abbiamo una sola. Ok, vabbè dai. Però se si muove in velocità, vedi, è lei la velina, l'applauso alla velina! La velina!
se si muove veloce magari sono 4. Ok, potrebbe essere. La nostra velina ovviamente, come vi dicevo, consegnerà ai nostri vincitori del terzo posto i meritati fiori e il buono di Cagliari. C'è lo scarto ufficiale proprio. Sì, non si accettano doppioni. Questo è caduto. Questo è caduto. Guarda che bello. Ancora un applauso alla contrada di Clueless. Rimanete qui ragazzi mentre chiamiamo anche A bordo. il secondo classificato di questa sfilata 2025. Signori e signori, si aggiudica al secondo posto la contrade di Place! La produzione dei Terchons. con Alessia De Crignis e Luca Kraigero. Microfono timido. Un applauso signori e signori per questo secondo posto, dai, coraggio! Guarda che spettacolo! Ancora di più poi devono farci assaggiare i Terchons. Certo. Anche in questo caso abbiamo la consegna dei fiori e dei buoni. Quindi ragazzi dei Terchons, mettetevi accanto ai ragazzi del Ciuc mentre siamo pronti per portare qui davanti a tutti sul palco della sfilata 2025 I primi classificati. I primi classificati. Signore e signori, Lo facciamo fare un applauso intanto? Un applauso di riscaldamento perché chi saranno mai... Devo fare il conto, fermi tutti. Chi sarà mai il vincitore? 1, 2, 3, applauso! Un po' timidino però così. Rifacciamo ancora una volta, ancora una prova. 1, 2, 3, applauso! Molto meglio, così riscaldiamo i nostri vincitori. Dai, siamo pronti? Signori e signori, un grande applauso per la vincitrice della sfilata 2025, la contrada di Pardaur! Un applauso signori per questa coraggiosa mamma insieme alle 3 bimbe. In tutto questo la piccola ancora non si è svegliata. Magari avere dei figli, trovarmi in mezzo a questa Pensa fra 15 anni che si ricorderà le nostre voci e dice: ma questi li ho già sentiti dove? Qui! Ecco, abbiamo la consegna del buono e abbiamo la consegna dei fiori. Ancora un grande applauso ai vincitori della sfilata in questo Palio 2025, la 39esima edizione. Adesso facciamo una foto di pseudo rito, ecco, perfetta, dalla nostra velina. E adesso facciamo un'altra risfilata ancora per mostrare quanto siete belli. Partiamo dai primi classificati. Ancora un grande applauso, dai, fatevi sentire. La contrada di Pardaur è arrivata prima a questo Palio Nesterogiules 2025. Segue la contrada di Place? mi ho perso via. Prego ragazzi, prego. Vediamo se riusciamo a fare come in autostrada, facciamo 2 corsie. Perfetto. Ancora un applauso anche a questa contrada. E infine anche la contrada di Cleus. Andate ragazzi, andate. Signore e signori, si conclude così anche questa sfilata 2025. Grazie a tutti quanti voi per averci seguito, non soltanto qui in persona ma anche da casa. Sì. Grazie a voi ragazzi. Sicuro c'è la signora Concetta collegata dal Kentucky sull'applicazione di Radio House che ci sta ascoltando e quindi ha messo pollice in su. Signori, Grazie a un voi. grande applauso anche per Federico e Martina, i nostri graditissimi ospiti. Un applauso alla colonna portante Matilde. Grazie.